Va ora in onda Oltre la pagina. Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scocchiate le 14:24. Facciamo di fretta, l'abbraccio però lo devo fare assolutamente, rivolgere assolutamente a signora Adrianangela, Clotilde e Carmela. E passiamo a qui Parlamento, parlerà Laura Ravetto sulla parità di genere, quindi grazie intanto a Lorenzo che ci ha procurato questo documento e questa clip che arriva direttamente da Montecitorio. Ascoltiamo insieme Laura Ravetto, poi passeremo direttamente alle 14:35 con parola di scrittore. Qui Parlamento. Presidente, spero che sarà clemente con me sui tempi quanto lo è stato con la collega Sportiello dei 5 Stelle che ha concluso almeno 15 volte. Allora, quante mozioni sulla parità di genere abbiamo presentato in quest'Aula? Innumerevoli. E quanti, scusi Presidente, se può chiedere ai colleghi? Grazie. Colleghi, ascoltiamo la collega Ravetto, per favore. Grazie. Grazie a lei. Dicevo, quante mozioni sulla parità di genere abbiamo proposto negli ultimi 20 anni in quest'Aula? Innumerevoli. Quanti impegni abbiamo posto ai governi che si sono succeduti? Non moltissimi. Perché? Perché le soluzioni, le problematiche le conosciamo tutti in quest'Aula. La differenza sta nella volontà politica di attuarle e noi siamo orgogliosi di far parte di una maggioranza che finalmente ha esercitato questa volontà politica. Si tratta, colleghi, di mettere in campo tutte quelle risorse utili a rimuovere il divario competitivo che la donna naturalmente subisce durante la sua vita se decide di fare una scelta di maternità. Si tratta di capovolgere l'assunto per cui se una donna rimane incinta o decide di cercare un bambino, dovrà necessariamente preoccuparsi di eventuali conseguenze sulla sua carriera e sulla sua indipendenza economica. Si tratta, colleghi e colleghe, di fare politiche per le famiglie, perché le politiche per le famiglie sono politiche per le donne. Ed è inutile che qualche radical chic fuori e dentro quest'Aula ci dica «Ah, questo significa dire alla donna che deve per forza e soltanto fare la madre». No, colleghi, questo significa dire finalmente alle donne che possono fare le madri e anche avere una carriera. Noi abbiamo fatto una mozione di maggioranza unitaria. Tra l'altro l'avete fatta anche voi e mi sono stupita stamattina in apertura di seduta che ve la siate presa con un rappresentante del governo che in maniera assolutamente collaborativa si è dedicato a tentare di venirvi incontro. Invece, incredibilmente, ci siamo sentiti dire che no, sarebbe stato meglio dirvi di no a tutto, non creare riformulazioni. Ma questo lo capiamo il perché. Perché non vi volete impegnare, non si vogliono impegnare, Presidente, in questa collaborazione. Noi abbiamo, dicevo, in questa mozione enunciato naturalmente, su questo sono d'accordo con la collega Boschi, gli articoli della Costituzione cui la parità si deve adeguare, l'articolo 3, l'articolo 51, l'articolo 37. Però noi abbiamo anche capito che la parità di genere, la parità per le donne, non è tanto e soltanto una questione di attuazione di principi costituzionali sacrosanti, ma è, e lo dico anche cinicamente, una cosa necessaria per far crescere la società. Dobbiamo smettere di parlare di politiche di genere e politiche delle donne, dobbiamo iniziare a parlare di politiche per la collettività. È dimostrato che ogni risorsa che mettiamo per introdurre più donne nel mercato del lavoro cresce il PIL. Allora iniziamo a dire che stiamo facendo una cosa per noi, per la società.
Il governo Meloni questo l'ha capito e l'ha capito fin dal suo insediamento, perché ha fatto due cose. Con le sue finanziarie ha subito stanziato risorse per la famiglia e per le donne. La prima finanziaria ha stanziato 1 miliardo di euro, in cui abbiamo fatto l'aumento dell'assegno unico, la stabilizzazione dei contributi per i figli con disabilità, l'incremento dei congedi parentali che sono passati dal 30% all'80% per un mese e la decontribuzione per l'assunzione di giovani donne. Poi l'ha fatto nell'ispirazione del PNRR, perché la parità di genere rappresenta nel PNRR una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale, unitamente a giovani e mezzogiorno. E poi ha fatto un'altra scelta precisa. Nella seconda finanziaria, dove le risorse erano ancora meno, perché il quadro internazionale e dunque finanziario era in continuo peggioramento, ha preso praticamente tutte quelle risorse e di nuovo le ha messe per dare segnali alle famiglie e alla natalità. Ha rifatto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, ha implementato il fondo per gli asili nido, ha potenziato ancora i congedi parentali che sono passati per il 2024 a regime del 60% e del 2025 pure dal 30%. Ha fatto una redazione del codice di incentivi per le imprese in cui è stato previsto il riconoscimento di una premialità alle imprese che valorizzano la quantità e qualità del lavoro femminile. Ha improntato tutta la delega fiscale a principi quali la composizione del nucleo familiare e i costi sostenuti per la crescita dei figli, che sono indicati come criteri per la revisione del sistema di tassazione. Ha determinato con l'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza dei criteri per cui questo assegno è fortemente tarato sulla presenza dei figli nel nucleo familiare ed è stato portato nell'ambito del PNRR la famosa certificazione della parità di genere che da sempre chiedeva anche la sinistra per le imprese, nel senso che le imprese che aderiscono possono usufruire di sgravi contributivi e premialità nelle gare pubbliche. Ha promosso un codice di autodisciplina per le imprese, ha incrementato di 6,5 milioni di euro il fondo di garanzia per le PMI dedicato alle imprese femminili, ha introdotto il microcredito e potenziato il microcredito di libertà per le donne vittime di violenza. Ha rafforzato anche il tema culturale e noi della Lega siamo protagonisti in questo perché abbiamo una proposta di legge depositata che insegni il rispetto della donna, la non oggettivizzazione delle donne nelle scuole. E con questa seconda manovra che si sta delineando, non abbiamo ancora, diciamo così, il cartaceo ufficiale, però ci sono due segnali fondamentali alle donne e alle famiglie. Da una parte il bonus nuovi nati e dall'altra il terzo mese di congedo parentale usufruibile dal padre e dalla madre all'80%. Allora, vedete, di fronte a due misure così, io che da sempre sostengo, come avete un po' sostenuto tutti in quest'Aula oggi, che sui temi paritari ci vorrebbe collaborazione, mi sarei aspettata dalla parte sinistra di questo emiciclo, non dico un plauso, ma perlomeno, ecco, collaborazione nel portarli avanti. Invece che cosa ci siamo visti? Ci siamo visti, dopo l'atteggiamento detto strumentale di stamattina verso il governo, già da ieri sono iniziate le prime dichiarazioni rispetto a queste due misure. E allora abbiamo visto che, ad esempio, i colleghi del PD hanno iniziato a dire, e questo l'ha detto anche, Presidente, la collega Quartapelle ieri nell'ambito di una conferenza stampa in cui ero presente, ma il bonus nuovi nati, bisogna fare misure strutturali, noi abbiamo fatto l'assegno unico, noi abbiamo trasformato il Paese. Allora, colleghe del PD, premesso che e anche, diciamo, in parte delle altri partiti che hanno partecipato alla redazione dell'assegno unico. Premesso che noi sull'assegno unico abbiamo messo più risorse, ma fate finta di non sapere che siamo sotto procedura di infrazione per l'assegno unico, per come l'avevate scritto voi. Fate finta di non sapere che questo governo ha dovuto fare il bonus per riuscire a drenare queste risorse alle famiglie, perché la Commissione europea ci sta dicendo che l'assegno unico, come redatto da voi, non può essere attuato. Allora, delle due l'una, colleghi di sinistra e del PD, o l'avevate scritto male e allora non era così strutturale, o l'Europa ha torto e allora ditelo, aiutateci a difendere l'assegno unico in Europa, non ditelo solo questo in aula, ditelo davanti alla Commissione europea. I congedi parentali. Ecco, e poi mi faccia dire, ho sentito dalla collega Boschi, Presidente, che
correttamente non ha attaccato il bonus nuovi nati, anche perché fu un'iniziativa che presero già governi di cui la collega Boschi faceva parte. Però ho sentito due cose sulla tassazione e sulle dimissioni in bianco che devo dire. Nel nostro paese, che è un paese civile, le dimissioni in bianco non esistono e non esisteranno mai, ed è inutile che strumentalizziate facendo passare per dimissioni in bianco un istituto molto differente, quello diciamo diretto ai furbetti della NASPI, che come ci insegnano i colleghi della Commissione Lavoro, trattasi invece di dimissioni, o meglio licenziamento, allontanamento del lavoratore quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente per 15 giorni, misura a cui avete partecipato voi dell'opposizione, perché noi avevamo previsto 5 giorni, voi ne avete chiesti 15, vi siamo venuti incontro. Quindi, visto che l'avete votata in Commissione Lavoro e avete contribuito a questa misura, non si capisce perché oggi cambiarne la natura e strumentalizzarla. E sulla tassazione, collega Boschi. Ma premesso che vede, noi abbiamo eliminato delle tasse, chiamiamole tasse, per esempio penso alla famosa tampon tax, che voi non avevate mai fatto, e che erano sempre state così, ma perché sono state non più, diciamo, sovvenzionate coi soldi della collettività? Perché queste cose si fanno aspettandosi che cali il prezzo del prodotto, non per fare un favore ai produttori del prodotto. Visto che non era cambiato il prezzo dei prodotti, noi riteniamo più serio non utilizzare i soldi della collettività per fare un favore ai produttori e non alle donne. Congedi parentali, qua veramente, Presidente, io sono... Voi avete davanti un governo di centrodestra che dopo anni che ci siamo sentiti dire in tutti i convegni che era fondamentale rendere fruibile il congedo parentale anche ai padri, fa una cosa incredibile, congedo dell'80%, quindi ci avviciniamo al 100% dei congedi obbligatori, usufruibili anche dal padre, e voi ci dite no, non ce l'avamo sbagliati. Non intendavamo i parentali, volevamo gli obbligatori, sì, peccato che dove sono stati introdotti gli obbligatori molto lunghi per i padri sono stati levati alle madri, per esempio penso alla Spagna. Ora noi crediamo che una donna abbia il diritto di stare gli ultimi 2 mesi di gravidanza a casa per proteggere sé e il suo figlio e i 3 mesi successivi per allattare. Ma detto questo, ma piuttosto invece di criticare, perché non ci aiutate a sensibilizzare i padri perché accedano di più a questi congedi? E perché non ci aiutate con i sindacati a far sì che a parità di mansioni le retribuzioni delle donne e degli uomini siano uguali? Perché questo è il motivo per cui le famiglie poi non scelgono di sacrificare il reddito del padre ma quello della madre. Sì, Presidente, grazie, se sarà clementi con me come la collega Sportiello. In ogni caso, le nostre azioni sono fortificate dai numeri. La strada di questo governo è tracciata ed è giusta, perché abbiamo avuto un'occupazione femminile che ha registrato una crescita dell'1,6% e i dati Istat ci dicono che abbiamo superato per la prima volta 24 milioni di lavoratori, e il dato più interessante è che il dato di occupazione femminile è salito al 53,6%, superando per la prima volta il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici. E sì, collega Sportiello, sì, collega Bonetti, noi applaudiamo a questo, applaudiamo a questo. Ci basta? No, non ci basta. Ci accontentiamo? Concludo, Presidente. Ci accontentiamo? No, non ci accontentiamo, perché lo scostamento tra occupazione maschile e femminile è ancora elevato e occorre soprattutto investire sulla fascia femminile tra i 35 e i 44 anni. Ma tranquillizzatevi o rassegnatevi, colleghi, dureremo altri 3 anni e porteremo avanti questa rivoluzione economica e sociale per le famiglie e per le donne di questo Paese. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E allora riprendiamo sempre oltre la pagina, ma come ogni venerdì era le 11:35, adesso da venerdì scorso è diventato le 14:35, anzi no, da oggi è proprio la prima volta 14:35, l'esordio, con un ritorno molto gradito, un appuntamento ormai cadenza annuale, perché il suo banchiere nero continua a mietere successo. Ippolito Edmondo Ferrario, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la rubrica, lo sapete, è parola di scrittore, lo sapete anche che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Fatemi anche ricordare che se avete il libro nel cassetto, Patrizia è a vostra disposizione, potete inviarglielo in forma cartacea
via Andrea Verga 4, Cap 20144 Milano, l'indirizzo è Ardèche Comunicazione, oppure per email press2, scritto press col 2S 2 di numero, @Ardèche Comunicazione, scritto ardèchecomunicazione.com. E allora veniamo ai fantasmi del banchiere nero, la quarta indagine di Raul Sforza, Fratelli Frigli Editori, collana Super Noir Bros, 16 euro, 320 pagine. Devo dire 320 pagine velocissime, perché lo stile di Ippolito e Mondo Ferrario è davvero molto, molto rapido, molto cadenzato, ha molto ritmo. Quindi le descrizioni, i pensieri, le situazioni sono risolte non con velocità, ma con la cadenza giusta, quasi con il senso proprio del ritmo di una composizione musicale. Mi azzarderei a dire, se fossi un esperto, ma non lo sono, un po' di libri un pochino. E questo è probabilmente anche Ippolito, è uno degli ingredienti del tuo successo, credo. Beh, questo mi fa piacere, il fatto che il libro, diciamo così, passi velocemente, intrattenga velocemente, lasci naturalmente poi un buon ricordo nel lettore, è già per me il massimo, diciamo, dell'obiettivo che ho raggiunto. Ecco, quando invece un libro non funziona, comunque la narrazione è lenta e pesante, non ci siamo. Poi naturalmente io scrivo romanzi, diciamo così, d'azione, romanzi noir, ci sono naturalmente anche dei momenti di riflessione, però per me l'azione si deve sempre accompagnare, deve essere ben miscelata anche con le descrizioni, però l'azione la fa la protagonista, e quindi ben venga quello che dici. Sì, tra l'altro io l'ho trovato anche proprio un romanzo maturo, un romanzo, oserei dire, uso le parole con molta cautela perché non vorrei sbagliare, proprio davvero da scrittore professionista, da uno che proprio svolge con professionalità e capacità il mestiere dello scrittore, perché in realtà non esiste la professione scrittore, casomai sono i lettori che determinano il successo o la riuscita, ma essere scrittori, diciamo, di professione, cioè nel senso di avere la perizia, le capacità, la conoscenza, l'esperienza, il senso delle parole, il senso della descrizione, eccetera, non lo si conquista in poco tempo. E non ho letto tutti i tuoi romanzi precedenti al mondo, perché però questo l'ho fatto in tempo, e devo dire che l'ho trovato davvero un romanzo vero, compiuto, un romanzo vero in tutti i sensi, non che gli altri non lo siano, anche gli altri dei tuoi concorrenti, degli altri scrittori concorrenti, ma Certo. proprio convince, ecco, dovrei trovare prima le parole, visto che comunque è il mio mestiere, molto convincente, e tra l'altro con una trama davvero molto interessante. Venezia, poi ci sono questi intrecci tra il passato 1946, il presente, la morte di questo writer Luca Zennaro, Little Sugar, poi una mappa che rientra un po' nella tradizione di io direi un romanzo noir a Venezia. Se non c'è la mappa, come fai a portare avanti? No, allora tu stai dicendo delle cose che io mi sento naturalmente di condividere. Allora, non voglio, hai messo veramente tanta carne al fuoco. Vorrei dire una cosa, mi fa immenso piacere che tu riscontri una maturità. Io questa maturità la interpreto in questa maniera, o meglio, la spiego in questa maniera. Ogni volta che io mi accingo, in questo caso con il ciclo del banchiere, perché è il personaggio che mi sta accompagnando ormai da 4 anni, a portarlo nuovamente in scena con un nuovo libro, il mio obiettivo è quello, naturalmente, almeno nella mia idea, di superarmi rispetto ai precedenti libri, ma soprattutto in qualità, non tanto nelle storie. Cioè la fantasia adesso brutalmente non mi manca, però il fatto di quello che voglio ogni volta è cercare di regalare al lettore un prodotto sì godibile, però di qualità, perché come dicevo prima, è vero, è l'azione che è alla base un po' di tutto, però ci sono anche momenti di riflessione, di descrizione. Io ti posso dire che in questi mesi di stesura di questo libro sono stato in compagnia, perché a me piace descrivere così, in compagnia del banchiere, quindi ero con lui a Venezia, ero sui luoghi
delle scene nei ristoranti con lui, la sera su Canal Grande. Quindi nella mia fantasia e nel descrivere le situazioni cercavo veramente di regalare quelle atmosfere che io avevo in testa, di cercare di metterle sulla carta. Ecco, questa era un po' la cosa. Quindi se c'è un passo in avanti, è un romanzo più maturo, beh, lo rivendico con piacere e ti dico, ne sono contento. Ti posso dire adesso, no, scusami se ti interrompo, no, infatti no, io no, no. sono Sai, impegnato nella stesura del prossimo e sto cercando di fare la stessa cosa. ecco, non vorrei come dire, che diventasse un colloquio tra me e te questo, chiedo scusa agli ascoltatori, ma secondo me comunque serve anche per capire io, ecco, dove ho trovato come hai costruito la naturalezza con la quale fai muovere Mara Sartori, la giornalista che che indaga, cioè, e trovo che sia descritta, sia fatta muovere con una spontaneità, con una naturalezza, sembra quasi una storia in un'altra storia, e quindi come se ci fosse anche sempre stata per certi aspetti. Quello è ecco, per esempio, che questo, no, da sottolineare due cose. Prima l'ho già anticipato, l'ambientazione a Venezia, e poi quindi il banchiere nero milanese praticamente in trasferta a Venezia. Poi c'è questa figura femminile molto, molto interessante, che forse è un po' quasi lei la protagonista del romanzo, non vorrei spingermi troppo lontano però. E dopo ci sono anche, mi ha colpito anche il professore esperto in leontocrazia giacobina, quindi sei entrato, tu sei milanese, ma hai colpito, hai fatto centro su qualcosa dove io ho lavorato a Venezia, vengo da quelle zone, è una, diciamo, è un punto molto sensibile per i veneziani, cioè l'ontocrazia giacobina, cioè i leoni trafugati dalle truppe napoleoniche, in sostanza. Sì, corretto. Ecco, ma lì posso dirti un po' di Venezia no? Cioè, per carità, ci ho lavorato, ci ho quasi vissuto, quasi. Hai fatto centro, cioè hai centrato un argomento da veneziano, non da milanese, e quindi congratulazioni anche per quello. Allora, quella è stata quasi una casualità, adesso non ti rivelo come ci sono arrivato a quell'argomento lì, però mi ci sono quasi imbattuto casualmente. Però voglio dire, tu hai detto una cosa giustissima sulla giornalista, che è un personaggio importante, e dirò, allora, non è più del banchiere, però ha una funzione importante. Il banchiere è un personaggio ingombrante, perché le ha veramente tutte, quindi aveva bisogno, secondo me, volevo affiancargli un personaggio che gli tenesse testa, e in questo caso secondo me la giornalista è l'unica che in tutto il libro alla fine, non dico che lo mette in difficoltà, però sì, gli crea anche dei casini, ed è lì il bello, vedere anche due persone così diverse che si devono rapportare, e poi alla fine in un certo senso è proprio il banchiere che si addolcisce quasi, cosa stranissima per lui, è proprio una breve parentesi, però lei veramente gli riesce a tenere testa, e quindi è un personaggio, come hai detto tu, molto molto importante nella storia. Un personaggio che ha radici come il banchiere nero, che però è appunto, come dicevi te, ingombrante, ha radici anche ingombrante, legato ai momenti eversivi degli anni 70, quindi, e tra l'altro c'è anche qualcosa di biografico, perché hai introdotto un altro elemento che arricchisce la trama, cioè un segreto nella famiglia di Lauro Sforza, e anche questo diciamo contribuisce a dare più diversi piani di lettura. Assolutamente, ma d'altronde, infatti, anche solo nella contrapposizione, al di là del banchiere a una certa età, la giornalista è molto più giovane, lei viene dal mondo di sinistra, dalla militanza antifascista a Venezia, lui era un eversivo a destra in San Babila negli anni 70, quindi veramente mi sono divertito a mettere a confronto sostanzialmente due persone all'opposto, che però poi alla fine hanno sicuramente dei punti di contatto in più. C'è appunto questa retrospettiva della storia del banchiere, in cui il banchiere fa luce su una pagina dolorosa della sua famiglia, che per il momento aveva messo da parte, ma che alla fine è costretto poi a indagare, a far emergere. E quindi sì, ci sono tanti punti di vista in questo libro.
Tra l'altro, anche questo fatto, no, di mettere a confronto due sensibilità diverse per motivi anagrafici, per motivi addirittura politici, eh, con- mh, fa capire ancora di più come il genere noir sia diventato importante, perché sì, la trama giustamente è importante, no? Però poi voi scrittori potete veramente metterci quello che è il contemporaneo, la storia, l'approfondimento, l'introspezione. Ci sono magari certi romanzi dove magari la parte la parte sentimentale è più forte, altri invece la parte che riguarda la cronaca, la politica, la società. Davvero è un genere ormai, Sì. è un genere vincente, insomma. Beh, a me piace considerarlo come un grande contenitore, no? Nel quale poi rispetto a ogni singolo tono un po' distinguersi e un po' appunto utilizzarlo per raccontare quello che in quel momento vuole, no? Per affrontare magari certi temi a lui molto cari. Allora si può partire da una semplice trama, ma senza fermarsi alla banalità, che poi magari non è banale la trama, però veramente si può arricchire con tanti spunti di riflessione. Poi io, come dico sempre, appunto parlando del banchiere, poi la chiave di lettura del banchiere, al di là della sua storia personale, il mondo politico dal quale viene, tutto è un personaggio molto in evoluzione, poi soprattutto è un personaggio estremamente ambiguo ed enigmatico. Io lo definisco sempre, come D'Altronde dice lui nel libro, io sono tutto il contrario di tutto. Quindi sta molto anche al lettore cercare di afferrarlo, di capirlo, ma si fa veramente fatica e secondo me questo è un po' il suo bello. E poi il tema del cold casing, allora magari ritorniamo. Sì. Tanto è molto divertente come hai costruito la parte del ritrovamento del libretto nella bancheria, anzi della trattativa sulla banca, alla fine Sì. si arriva a 15 euro, no? Quindi Sì. hai è un inizio lo dico a beneficio degli lettori, un bel inizio frizzante, e poi la trama comincia a prendere forma sempre di più. Ecco, un cold case che appunto permette anche di spaziare nel tempo, e e entriamo nel 1946, un anno dopo la guerra, ma un anno molto particolare ancora per la storia italiana e anche veneziana. Si parla anche in questo libro della Shoah veneziana. Certo, poi pensiamo era appena finita la guerra, c'era comunque quella che poi adesso un po' se ne parla in questi ultimi anni, però c'era ancora comunque in atto una guerra civile che è andata avanti, specie in alcune zone, ma ancora una decina di anni dopo. Adesso penso solo al Triangolo Rosso in Emilia, ma anche in altre zone, cioè comunque è una cosa che è andata avanti per parecchio, quindi io mi sono ispirato sostanzialmente a tutte quelle situazioni che non ho vissuto, ma che ormai fanno parte dell'immaginario comune, appunto, che non è che col 45 è finita la guerra, tutti amici come prima, assolutamente, c'erano delle situazioni veramente impensabili. E quindi parto da un cold case che è legato appunto a un regolamento di conti di situazioni avvenute in particolare durante la Repubblica Sociale Italiana a Venezia, tra due personaggi, ognuno con funzioni diverse, e allora lì porta il banchiere a indagare appunto su questo caso, che poi è stato amnistiato come tanti altri. Quindi sarebbe finito lì se appunto non fosse ritornato al presente attraverso un libro e attraverso altre cose. Naturalmente non posso anticiparle qui, poi appunto No. nello svolgere del libro insomma si capisce, ecco. E una domanda un po' terra a terra, se vogliamo, dai, ma è una curiosità, dai, Quello che è vuoi. lecita. Ma Mara Sartori non potrebbe meritare uno spin-off? Ma sì, sì, allora sicuramente l'idea è questa, ci sono prima di Mara, anche negli altri capitoli precedenti del libro, ci sono, specie anche nel terzo, così dei personaggi interessanti, anche nel primo c'è anche una piccola parte sentimentale del banchiere che lo accompagna per i primi due libri, no? Poi alcuni personaggi spariscono, tra virgolette, però a me piace tenerli in caldo, perché il banchiere è un progetto a lungo termine, lo voglio portare avanti per i prossimi anni, quindi sì, certo, ci potrebbe essere
se non uno spin-off, comunque sicuramente un ritorno di determinati personaggi, un po' nell'ottica di farne adesso è una parola che mi fa un po' sorridere, una piccola saga, ecco, chiamiamola così. Però sì, è un personaggio che ne varrebbe la pena ritrovarlo magari tra un po' di tempo. Così come è un personaggio ingombrante, forte, adesso adesso non dico che esprime un desiderio, ma un altro pensiero da pensare, è interessante il banchiere nero in trasferta. Magari potrebbero esserci, altre trasferte, non so, a Bologna, a Firenze, a Roma, a Napoli, a Trieste, faccio per dire, a Tu Torino. mi stai un po' mi stai leggendo nel pensiero. Allora, la prossima trasferta è un ritorno in Liguria, ma non nei posti già descritti. È una casa completamente nuova. Però addirittura potrei dirti che per il sesto libro il banchiere va dalle parti di Firenze. Però mi fermo qui perché sennò stiamo parlando forse di un libro che uscirà nel 2026-2027, mi fa un po' senso. Però sì, ci saranno delle trasferte. Il banchiere è legato a Milano, ma gli piace girare, insomma, quindi andrà da altre parti, questo te lo garantisco. E allora possiamo, concludere parlando proprio di questo, cioè cioè è già pronto praticamente il quinto. Guarda, adesso che mi hai chiamato posso dire che ho interrotto la stesura e posso dirti che sono a più di metà di questo quinto romanzo, che vedrà, penso, la luce, però cioè, arriverà in libreria l'anno prossimo sicuramente, penso nello stesso periodo di questo, in autunno, magari anche prima, però sì, ho già cominciato la stesura, anche perché appunto lo faccio tornare in luoghi, diciamo così, a me cari, che conosco, che frequento e tutto. La storia è molto particolare, ti dico solo che è ispirata a un fatto di cronaca non successo in quella zona, ma successo in un'altra parte, un vecchissimo fatto di cronaca terribile. E il banchiere si ritroverà anche questa volta, insomma, invischiato, ma neanche invischiato, alla fine deciderà lui di indagare, di far emergere delle verità nascoste molto molto dolorose che sembrano sepolte nel tempo, ma poi non lo sono. Ecco, questo è quello che vi posso dire. Benissimo, direi che, e a Dio piacendo saremo ancora qua noi anche, Ma perché no? a parlare del tuo prossimo libro. Allora, direi che possiamo andare verso la conclusione. Voglio ricordare ancora il titolo: I fantasmi del banchiere nero, la quarta indagine di Raul Sforza, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros, €16, 320 pagine. L'autore Ippolito Edmondo Ferrario, abbiamo avuto il piacere di averlo qui al telefono con noi. Io direi che lo possiamo, ringraziare, salutare. Avete capito che, è già, insomma, il prossimo appuntamento, ormai il prossimo anno, lo abbiamo già prenotato. Grazie. Grazie a voi tutti, grazie ancora Ciao. dell'ospitalità. Ciao. Ciao, grazie, Beh, ciao. allora, abbiamo 2 minuti, va bene. Avevo aperto prima, ma oggi appunto è una giornata particolare. Chiudiamo Parola di scrittore, stiamo per chiudere anche oltre la pagina. C'è un ascoltatore che voleva esprimersi sul processo, non so se uno o più. Vediamo? Allora, ah, beh. Naturalmente, attenzione, siamo in conclusione, quindi chiedo la brevità, perché non possiamo andare oltre le 15, quindi non fatemi sempre fare la figura dell'invasore, e del non puntuale. Qui a Milano non essere puntuali è un disvalore terribile, mi raccomando. Tant'è che io stesso tutto sommato sono diventato piuttosto puntuale, contrariamente. Allora, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Pro- Pronto? Vediamo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Sì. Un'ultima cosa, poi la lascio Prego. andare. Il processo, secondo me, il nostro ministro Salvini, per me è un assurdo processo politico. La soluzione contro l'immigrazione irregolare resta quella di fermare le partenze e basta. Purtroppo la sentenza non sarà la fine appena iniziata, naturalmente, perché la sentenza di primo grado dovrebbe arrivare tra la fine di ottobre e la fine di novembre.
Io voglio ringraziare a tutto questo tutti quelli che oggi hanno voluto incoraggiare il nostro ministro Salvini ed essergli accanto a Palermo per una sentenza solo politica, sottolineo una sentenza solo politica, nient'altro. Un saluto da Lisetta. Grazie signora Lisetta. Chiaramente sono parole che condividiamo tutti. Io sono alla conclusione. Volevo aggiungere, ne abbiamo parlato ieri con Pietro De Leo, i giudici, ok, d'accordo. Abbiamo visto anche la giudice che era in mezzo ai centri sociali l'anno scorso, quindi è un discorso chiaro. Però io non posso far finta di non aver visto che è stata la politica e soprattutto i politici di centrosinistra che, pensando di consegnare Salvini, forse hanno consegnato tutta la politica nelle mani dei magistrati. È la politica che si è virata, perché certo non il politico di centrodestra, però il politico di centrosinistra nello specifico, però quando la politica abiura al proprio ruolo, il sonno della politica genera i mostri della magistratura, e questo penso che non dovremmo dimenticarlo, perché io me lo ricordo quando c'è stato quel voto e ho provato un proprio sì, c'è il coinvolgimento, ok, lo dico sempre, anche troppo spesso, però proprio come cittadino ho detto che schifo, che ho trovato ripugnante. Vuol dire proprio: cosa vai a fare poi lì? Sì, allora fai politica solo per i soldi, che per carità è lecito, ma cerca di farlo bene quel mestiere. Se mandi Salvini a processo vuol dire che non vuoi fare quel mestiere lì. Portar via i soldi e tanti saluti, portare a casa i soldi e tanti saluti. Però io cittadino ti pago per fare comunque quel mestiere lì, più o meno bene quello che eccetera. Questo è il mio pensiero. Mi accodo a quello che diceva la signora Lisetta. Io non dimenticherò mai quel giorno al Senato, perché è stato uno dei momenti più bassi della storia politica italiana. Questo a mio avviso, questo per quello che considero io. 15. Grazie Lorenzo il Magnifico e grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà.